prima di partire per Anche lei è qui per la kermesse? La kermesse! No, io sono qui per il Festival del Cinema di Venezia. Mi trovo al Lido in qualità di influencer, ma soprattutto In veste di giornalista per il Mattino di Padova. Complesso, corposo, molto intenso. Sto parlando del Cabernet. Ok, ma del film cosa ci racconti? Beh, è un film molto... Sonia! Ma ci dica qualcosa! No. Un'impressione! Ho visto tante donne vestite di bianco con l'intimo bianco. No! Se sei vestita di bianco, l'intimo va color carne. Se no, sparaflescia. Buonasera followers, in qualità di giornalista mi sembrava giusto avvisarvi che sto per assistere a Wasp Network di Oliver Assayas. Non tutti sanno che questo regista è nato nel 1955, un anno dopo mia mamma. Cosa dirvi delle 2 puntate di The New Pope, la serie di Sorrentino che ho appena visto? Attori eccellenti, fotografia perfetta, location, musiche incredibili. Non sarà tutto questo a impedirmi di ammettere che mi son proprio rotto. Guardate che gentile questa signorina che dà un colpo di mano, finita la strada del Lido. Il Festival del Cinema di Venezia è molto lungo, infatti io ho finito le mutande pulite. Sto qua in lavanderia perché sta per arrivare Chiaretta Ferragni in laguna e non posso certo farmi trovare in disordine. È venuta al Lido in bicicletta? Sì, è lei. Chiara? No, Chiara? non sono Chiara, scusi, come si permette? Cosa stai facendo? non è Chiara? No, non sono Chiara. Scusa, pensavo fosse Chiara. Chiara? No. Io sono Mamadou. La vedo dappertutto. Sono contentissima che voi facciate parte di questo momento. Ciao Chiara! Ho visto il film, carino. Cioè, niente di che, insomma. Chiaretta? Complimenti. Mamma mia, che filmone. Ma è incredibile. Ma tu? Stasera, a festa. Non ho neanche l'abbigliamento giusto, Chiara. Va bene, dai, passo veloce per un prosecco. Come non c'è prosecco, c'è solo champagne? Chiara, sono in galleria. Una festa a Venezia con champagne senza prosecco. Questi sono degli sfigati. Qua proiettano il film che ha vinto, ma non si sa ancora qual è. Signorina, mi porti l'ultimo per piacere. Perché in fondo l'ultimo non è mai l'ultimo, ma questo qua è l'ultimo veramente? Ha vinto Joker, l'abbiamo visto. Piaciuto, consiglio, buonanotte, ciao. Il Festival del Cinema di Venezia mi ha fatto venire voglia di girare un film da regista ed è con grande felicità che vi comunico che si farà. Ho scritto una storia incredibile, top secret. Vabbè dai, vi do qualche anticipazione. sarà ambientato proprio in questa città. In un futuro lontano, vivere a Venezia diventerà impossibile a causa di un'invasione aliena. Questi avventori si impossesseranno della Serenissima, stravolgendola completamente. I veneziani dovranno così fuggire, cercando rifugio altrove. Pochi, coraggiosissimi, rimarranno qui, ma per sopravvivere dovranno affrontare sfide al limite della sopportazione umana. Bello, no? Che film sarebbe il tuo? È un film di fantascienza. No, canale, vai in mona, il tuo è un bellissimo documentario. Followers, ormai lo sapete che Nai Canale è un benefattore che adora contribuire alle spese comunali attraverso le multe che prende in macchina. Cosa vuole? Perdere questa bellissima tradizione in Vaporetto a Venezia? Assolutamente no. 50 euro di multa per il vaporetto sbagliato e non convenzionato.